Le giarre sono ad un bivio, 90 minuti carichi di significato e decisivi per i destini di entrambe le squadre. Una vittoria dei gialloverdi sposterebbe gli equilibri e spariglierebbe le carte dal mazzo. Un successo del Giarre potrebbe significare passaggio del turno. Aggiungiamo che quest'oggi al Gaeta si gioca davanti al pubblico una leggerissima pioggia, un po' di nebbia che caratterizza la città della montagna. Un cordiale buon pomeriggio da Francesco Casicci al racconto di Enna Giarre, secondo turno di questa Pool A del girone B d'eccellenza. Diamo lettura delle formazioni partendo dal Giarre. Gabriele Barbagallo tra i pali, 4-3-1-2, il modulo optato da Gaspare Cacciola con Alessandro La Rosa a destra, Gabriele Cacciola a sinistra, Marco Trovato quest'oggi capitano e Davide Pettinato al suo fianco. Interni di centrocampo Angelo Strano, Sandro Baglione in mezzo, Santo Privitera con il tridente composto da Salvo Cocimano a imbeccare Benny Iraci e Ivan Agudiak. In panchina Cacciola può anche contare su Vincenzo Colonna, Ivan Nicolosi, Peppe Zappalà, Orazio Urso, Antonio Civiletti, Luca Nicotra, Piero Concialdi, Charlie Famà e Luca Savasta. Ampio turnover per il Giarre, anche l'Enna cambia. Michele Truppo tra i pali, 4-3-3 con Rodrigue Yoboa e Francesco Russo sulle corsie laterali, Omar Diop e Samuele Gioffrida, tandem difensivo il playmaker e Pablo Piuca. Ai quei lati agiranno Roberto Lipari, classe 2002, il numero 8 Sadik Bello. Il tridente offensivo è composto da Totò Cocuzza, Nicolas Navarrete e Franco Franzino. Per iniziare la partita con il fischio del direttore di gara appunto Elia Salerno di Catania. Giarre che muove il primo pallone con Santo Privitera, cercata subito l'imbucata per Gabriele Cacciola. Baglione va a Privitera, attenzione al colpo di testa, ci ha provato praticamente solo nel cuore dell'area di rigore Ivan Agudiak. Pallone controllato solo per un istante, poi subito immediata verticalizzazione in favore di Franco Franzino. Ecco il cross col sinistro e c'è il vantaggio dell'Enna. Ha segnato la squadra padrona di casa, l'assist di Franco Franzino, imbucata perfetta e il vantaggio dei padroni di casa per Marco Trovato, che va per Benny Iraci, che si è ben smarcato. Ancora il numero 7, attenzione per Ivan Agudiak, la parata di Michele Truppo a tu per tu al 21esimo minuto. La risposta del Giarre, ma Truppo nega il gol del pareggio. Arriva prima Santo Privitera, pallone scodellato allora alla ricerca di Ivan Agudiak, attenzione al numero 9, va al tiro Ivan Agudiak e c'è la parata di Michele Truppo che si distende sul suo lato sinistro. Attenzione perché è già battuto il calcio d'angolo e per il tiro di Pablo Piuca, alto sopra la traversa qui, e quindi finisce il terzo di recupero e quindi il primo tempo al Gaeta di Enna. Enna avanti 1-0 sul Giarre. Il gol che al momento decide la partita è stato messo a segno da Nicolas Navarrete al 16esimo, l'assist di Franco Franzino sull'out di sinistra. Navarrete prevalso in area di rigore, quindi Enna avanti 1-0. Nel secondo tempo ne vedremo delle belle per continuare a godere delle emozioni di questo turno. Il calcio d'inizio sarà per l'Enna, ma il Giarre ha operato una sostituzione. È uscito il numero 2 Alessandro La Rosa, su cui conto pesava il cartellino giallo inferto dal direttore di gara Elia Salerno. È subentrato Ivan Nicolosi sull'out di destra, quindi un cambio che non modifica comunque l'11 dal punto di vista tattico. Appunto una sostituzione, terzino destro per terzino destro, mentre continuano i riscaldamenti, anzi intensificano adesso Piero Concialdi, Charlie Famà e Luca Savasta. È iniziata la ripresa. Attenzione al pallone e poi questo tiro di Totò Cocuzza e la risposta di Barbagallo che si infuria un po' con l'arbitro, un po' con i suoi. Totò Cocuzza che ha sempre un gran bolide, una gran castagna. 54esimo esce Cocimano, numero 10 entra Pierino Concialdi. Con Michele Truppo il lancio lungo. Attenzione, c'è Navarrete, lanciato a rete, il numero 9 Navarrete col sinistro. Conclusione, era scappata la marcatura di Pettinato e poi di Trovato. 19esimo minuto, anzi facciamo 18 perché è iniziato da 5 secondi. Entra Luca Savasta sull'out di sinistra. Attenzione a Totò Cocuzza che ha un gran destro, lo prova alto sopra la traversa. Totò Cocuzza quando ha uno spiraglio non ci pensa 2 istanti, forse anche un istante. Sì, entra Urso per Santo Privitera, non per Cacciola.
quindi Senè al 74, Girgenti al 73 al posto di Lipari e di Franzino, e probabilmente fare una specie di 4-4-2 credo, ma una roba del genere. Vediamo adesso infatti Iraci a destra, pronto al traversone per Pierino Concialdi, poi Urso, attenzione, aveva cercato il destro da biliardo e quindi entra Cabangu ed è il terzo cambio tra le file della compagine giallo-verde. Spampinato per Piuca tra le file dell'Enna e Famà al posto di Benny Iraci. In area di rigore dove ci sono i lunghi e dove c'è anche una sovrapposizione di Orazio Urso. Pierino Concialdi ancora, attenzione a Famà, solo esterno della rete per Charlie Famà, posizionato molto bene e tutto solo. Charlie Famà poteva anche incornare, ma non c'è praticamente più tempo. Triplice fischio del direttore di gara e vince l'Enna 1-0 al Gaeta. Esplosione di festa per i gialloverdi che portano a casa 3 punti fondamentali e operano il sorpasso proprio sul Giarre in questa pool A. E allora, stante anche a quello che accade dagli altri campi, il Giarre si dovrà giocare la qualificazione in casa domenica al regionale contro l'Igea per una partita che può davvero cambiare il proseguo di una stagione. Da Francesco Casicci è tutto, amici di WeSport, tifosi del Giarre, tifosi dell'Enna, appuntamento a domenica appunto per la partita più importante a questo punto del 2021 di Giarre, di Igea e di Enna.